Saluto a tutti, ma spassidia in da bio canale le settimane di Campa qui, una prima tappa in paese d'Urtaga e maridroa a un mere di Ubaese, Paul Vincent Ferrandi. RCFM e Campacui. O paese Urtaga di uderzo di Uganale verso Strigoni, siamo in paese d'inverno, siamo 270 e di stadina gugliamo a 650 poco preso. C'è un'attività abbastanza regolare di agricoltori e di commercianti sopra piazza, abbiamo una pizzeria, un magello, un caffè, abbiamo un'intrapresa di charcuteria appena più maggiore in piaggia, abbiamo la scuola e abbiamo una poche di giovani che cercano di mantenere in paese. Beh, noi abbiamo difficoltà di cercare di tenere gente nei paesi e fare di maniera che abbiano proposte di animazione e di attività che gli permette all'età che siano dai più giovani ai più maggiori di ritrovarsi in attività che siano sportive o culturali. Abbiamo cercato di fare poi 2 o 3 anni qui in paese con la municipalità e la SOGI cercando di proporre attività regolari che siano corsi di lingua corsa, di chitarra, ma cercare di sviluppare appena l'attività sportiva in noi, abbiamo fatto equipamenti vicino alla scuola che permettono ai giovani di giocare a pallone, un terreno multisport, abbiamo sviluppato in noi parecchi assi che hanno essere equipati dell'anno bene e dopo già cercare a fare che siano leoni o lomi nell'attività si possono ritrovare cercare di fare senso un paese a campare insieme. Noi, il rurale, il nostro, non è mica quello di Osio, di Agastaniccia, siamo a 20 minuti dall'isola e di Bontereccia, di poi c'è stata la Valanina Vatta all'entrata degli anni 90, ci permette quantunque di avere accesso vicino a luoghi di vita e di impiego che siano come quelli di un centro corsi a Corte e Pontereccia, che lo sia all'isola e anche per certi di Valambastia tutti i giorni. Ma la difficoltà giustamente è di riflettere a un livello di abbieve di un canale allargato a noi, perché tanto siamo quasi una migliaia di persone in inverno e di un livello interessante per cercare di sviluppare scambi con gli altri paesi e se quantunque dans una riflessione on ne reproduit pas les mêmes équipements mais on essaie de travailler en complémentarité di tal maniera che la popolazione possa va attività culturali o sportive che lo siano là, Manuel o en Pedralba. Il faut que ça devienne indifférent pour les gens et qu'il y ait une appropriation qui permettra aux municipalités d'investir en ayant quand même un bassin de population allargato a Bieve piuttosto che quello ubaese. E domani d'Urtaga ci landeremo in paese di Pedralba per parlare di un assoggio a Juventus Pedralbinca che organizza a Gorsa Peia Pedralbinca. Ne parleremo con Francesco Luciani e Joseph Sauli. A domani. RCFM e Campacui.